Autonomia del Veneto, dal vertice di ieri sera a Palazzo Chigi, nuovo stop del Movimento 5 Stelle, il testo presentato non convince i pentastellati, tutto rinviato la prossima settimana, la rabbia di Zaia, deluso, si applichi la Costituzione. Olimpiadi 2026 a Cortina Milano, entro un mese la nascita della governance con la scelta di 2 nomi a guidare la macchina organizzativa, Zaia dice servono top manager, non politici di ritorno. Estorsioni in Croazia e Veneto Orientale a danno di imprenditori con l'utilizzo del metodo mafioso, arrestato un ex pugile, aveva il ruolo di picchiatore. A Grisignano di Zocco, i funerali di Mariana Sandonà, uccisa a coltellate dall'ex a Montegaldella, commozione per l'addio, tante donne con le spille antiviolenza, il parroco, qui si fermano le indagini, dice è il momento del silenzio. Sono passati più di 4 anni dalla notte in cui sparò ai rapinatori, ma per il benzinaio di Nanto, Graziano Stacchi, il ricordo è ancora doloroso, ma con una consolazione. Casi come il mio, dice, hanno contribuito alla riforma della legittima difesa. Corso Milano sta morendo, striscioni a lutto ieri sera per la manifestazione dei commercianti in centro a Padova. Tra pochi giorni il piccolo Joe partirà per la Florida, l'11 luglio affronterà il primo intervento che gli consentirà di camminare senza la scarpa con il tutore. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, bentrovati, la prima edizione dei nostri telegiornali e dunque in primo piano un'autonomia e il percorso ostacoli che si conferma. Percorso ostacoli per l'autonomia del Veneto, ieri c'era stato un annuncio del vice premier Matteo Salvini dell'arrivo del testo della bozza finalmente in Consiglio dei Ministri per una discussione insomma, definitiva finale. Ma il vertice di ieri sera a Palazzo Chigi tra Lega e Movimento 5 Stelle è stato infuocato a alta tensione con il Movimento 5 Stelle che ha dato un nuovo stop. Il testo ancora non convince i pentastellati, dunque il testo non arriva oggi in Consiglio dei Ministri, tutto è rinviato alla prossima settimana, un ennesimo rinvio che ovviamente fa arrabbiare i protagonisti dell'autonomia, i governatori Zaia e Fontana. C'è delusione, noi ci attendiamo che l'applicazione della Costituzione venga attuata, visto che proprio la Costituzione prevede la richiesta delle 23 materie. Questo dibattito è stucchevole. Così il governatore del Veneto Luca Zaia commenta: nulla di fatto nel vertice è andato avanti fino a tarda notte a Palazzo Chigi. Sul tavolo proprio il tema dell'autonomia. Le parole alla vigilia del vice premier Salvini inducevano ottimismo. Stasera abbiamo un'altra riunione, per carità facciamola pure, ma noi siamo pronti da tempo. Il testo base è pronto per la riunione di domani del Consiglio dei Ministri, con grande vantaggio per tutte le regioni italiane, aveva dichiarato il ministro dell'Interno. Ma la doccia fredda arriva al termine della tesissima riunione di ieri. Nulla di fatto, il testo dunque non arriverà nel Consiglio dei Ministri convocato per oggi. Attaccano i leghisti, sull'autonomia i 5 Stelle fanno muro e si nascondono dietro i burocrati, ennesima riunione a vuoto. Ribattono i pentastellati, l'autonomia è nel contratto, si farà, le riunioni servono per far condividere le cose, quando si governa in 2 le cose si fanno in 2, quindi nessun blocco. Fatto sta che sul percorso sempre più tortuoso verso l'autonomia arriva un ulteriore slittamento la prossima settimana quando verrà convocato un nuovo vertice. Questo governo ha l'opportunità di scrivere la storia, spiega il presidente Zaia, spero lo faccia, e al Movimento 5 Stelle dice se non vuole applicare la Costituzione o presenti una sua proposta di autonomia o una modifica della stessa Costituzione. Forti anche le parole del governatore, dicevamo, della Lombardia Fontana, che ha detto vedremo, ne parleremo con Zaia e Bonaccini, credo che nessuno degli altri governatori sia disposto a prendere uno schiaffone del genere senza battere ciglio, credo che qualcosa si farà, ha detto Fontana proprio in merito a questo ulteriore rinvio, e poi ha continuato, credo sia meglio dire le cose come stanno, tutte quelle che vengono utilizzate sono affermazioni prive di consistenza, si dica non vogliamo trasferire l'autonomia e lo si dica alle milioni di persone che hanno chiesto di averla, insomma è il refrain diciamo, più volte utilizzato anche da Luca Zaia, se non volete l'autonomia ditelo, l'ha detto anche nel servizio la nostra Francesca Bozza, se c'è un'alternativa portatela, il Movimento 5 Stelle dice non vuole l'autonomia, dice Fontana, quindi parole molto dure. Nel frattempo lo stesso Luigi Di Maio ha risposto su Facebook in queste ore dicendo l'autonomia la chiedono i cittadini di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna ed è giusto che si faccia, sarà un'autonomia equilibrata, fatta bene, non penso che qualcuno voglia tornare ai tempi della secessione, non ho motivo di dubitarne, ma sono le posizioni estreme che ci preoccupano, questo è
Queste sono le parole di Luigi Di Maio, quindi il dibattito è sempre più forte e la tensione torna ad essere molto alta anche in seno al governo. Intanto per un'autonomia ancora bloccata c'è, almeno da un'altra parte, la gioia per l'assegnazione delle Olimpiadi 2026 invernali a Cortina a Milano, e allora il governatore Zaia ha fatto un po' il punto della situazione ieri anche per il futuro. Si parte da subito, anche se ci sono 7 anni davanti, bisogna partire subito, entro un mese la governance. Guardate, questa è una bella sfida, forse la più grande sfida che tocca al Veneto assieme a quella dell'autonomia, e penso che sia fondamentale parlare con i veneti di questo evento. Non è un evento che riguarda solo la montagna, no? La sfida più grande è nelle mani di Luca Zaia quando mostra il risultato di un percorso difficile ma vittorioso. È il contratto firmato con il CIO. Dopo aver mostrato il video del momento cruciale, in un palazzo Balbi a 5 cerchi c'è il momento dei ringraziamenti. A tutta la delegazione, certo, ma in primis alla gente. Ringraziare i veneti, perché comunque hanno creduto a questa folle idea, no, di candidare Cortina e di crederci fino in fondo. Ma è anche il momento di ricordare quanto sia stato complicato questo cammino. Vi ricordo le difficoltà iniziali con il governo, il tema del fatto che comunque il comune senso del pensare rispetto a certi ambienti è quello che l'Olimpiade è spreco, e quindi abbiamo costruito un dossier che è assolutamente tranquillizzante nei confronti di tutti. Quando vedo ad esempio qualcuno che anche in queste ore, pochi, ma c'è sempre qualche kamikaze, che dicono ma gli sprechi, ma le ruberie, ma l'ambiente, vi ricordo che il nostro dossier, ditelo con orgoglio, è un dossier low cost. Da soli contro tutti per buona parte di questa avventura, ma per Zaia le polemiche sono già il passato. Non ho nulla da dire, vengano tutti nel pullman delle Olimpiadi, è pieno di posti. Adesso il territorio ha bisogno che tutti parlino delle Olimpiadi e parlino positivamente. I nostri nemici sono solo quelli che continueranno a parlare male delle Olimpiadi, non quelli che hanno parlato male e adesso hanno cambiato idea, quelli che continueranno a parlare male. Mio nonno diceva che solo i moni non cambiano idea, e quindi porte aperte a tutti. Ora si guarda avanti dopo che il CIO ha staccato l'assegno da 925 milioni di dollari, copertura del 75% delle spese. Tutto risolto? Nemmeno per sogno. Ci sarà da lavorare tanto, tantissimo, da subito. Infrastrutture, collegamenti, fare rete. Entro un mese e mezzo, annuncia, si chiude la partita della governance, la macchina che gestirà i giochi, e Zaia avverte. A noi non interessa che che diventi un cimitero degli elefanti, che arrivi gente che non, magari, come si può dire, politici di ritorno, altre robe, di questo vi garantisco io che non li vedete su queste strutture. Ci saranno manager con visione industriale. Le stime parlano di un appuntamento che produrrà una ricchezza accumulata di 2,3 miliardi nell'arco di tempo 2020-2028, con possibilità di ricavi che si estendono fino a 3 miliardi di euro per Milano e Cortina. Insomma, vogliamo ridare look e visibilità e appeal a questa montagna veneta che ha, ma deve ancora fare un salto di qualità migliore nell'interesse della gente di montagna. Dalla montagna veneta se ne vanno ogni anno migliaia di persone dalla provincia di Belluno, e penso che questa sia la cura da cavallo per la montagna veneta. È inutile stare lì con carezza con i guanti per non servono niente o con le pacche sulle spalle. Sfida dura, ma che si deve giocare. Noi veneti non siamo abituati a stare lì a aspettare che piova, cioè se non viene la piova ce la andiamo a procurare in qualche maniera. E quindi ben venga non questo pensiero, ma questa nuova sfida. E una vittoria, quella di Cortina e Milano, che è una grande opportunità ovviamente nella parte, diciamo, di Cortina per tutto il Veneto, d'accordo trasversalmente i politici e anche ovviamente le categorie economiche. Non è solo sport, attorno a questo si muoverà tutta una macchina organizzativa che avrà dei riflessi straordinari nell'economia del nostro Veneto. Il lavoro che è stato fatto grazie al presidente Zaia è stato corposo, è stato assolutamente non improvvisato. Mi ricordo quando tanti dicevano sì, insomma, hanno presentato la candidatura così per presentarla. In realtà no, c'era dietro un dossier molto elaborato. I 5 cerchi della bandiera olimpica possono finalmente sventolare in Consiglio regionale a Venezia. I giochi invernali del 2026 a Cortina e Milano sono realtà. Tra gli esponenti della Giunta e tra i banchi della maggioranza a Palazzo Ferrofini si tratta di una vittoria che ha un autore indiscusso.
Il Presidente Zaia, che inizialmente aveva avuto un sacco di critiche, soprattutto anche da parte dell'opposizione qui in Consiglio regionale, che aveva presentato un dossier scadente e quant'altro, invece alla fine possiamo dire che questa è una vittoria anche e soprattutto del Presidente Zaia, che ci ha creduto fino all'inizio e ha portato a casa questo grande risultato. Molto soddisfatte le categorie economiche per un evento considerato una grande opportunità di sviluppo del territorio. Ricadute economiche molto importanti, non solo per gli imprenditori, per tutti gli operatori, ma anche per il sistema paese, perché vuol dire un rilancio dell'Italia, della sua immagine, per la sua storia e la sua cultura. È una scommessa per tutti noi, è la scommessa che dicevo prima, perché io sono convinto che in questo paese e in Veneto e Lombardia si possano far bene le cose senza che ci siano scandali e i privati faranno la loro parte. L'affermazione di Marinese richiama la posizione critica espressa dal Movimento 5 Stelle, che ha rinunciato alla candidatura olimpica sia a Roma che a Torino, ma i pentastellati veneti si dicono soddisfatti. Ogni realtà è a sé. Io dico soltanto che Cortina già offriva la possibilità, data dai mondiali che si celebreranno nel 2021, di avere già praticamente tutto fatto, quindi è soltanto l'occasione per completare quello che non si era avuto l'occasione di fare prima. Per l'unità in regione, almeno per il capitolo Olimpiadi, gli esponenti del PD si tolgono però qualche sassolino coi leader nazionali. Era partita già con il governo Renzi questa proposta delle Olimpiadi, peraltro contrastata da Di Maio e Salvini a suo tempo. Adesso si sono invertite le parti, ma questo non vuol dire che non dobbiamo essere tutti convinti, sostenitori di un impegno e di uno sforzo per essere all'altezza di questa sfida straordinaria. Una sfida che è anche una festa ormai da lunedì, da quando c'è stato l'annuncio di Thomas Bach, il capo del CIO, il presidente del CIO a Losanna. La festa è stata ovviamente anche del sindaco di Cortina, Gianpiero Ghedina, che come vedete in queste immagini aveva scommesso: se vinciamo mi tuffo nel lago di Ginevra, e lo ha fatto. Vedete, questa è l'immagine un po' simbolo della festa anche di Cortina, il sindaco che si è tuffato nel lago di Ginevra per appunto mantenere la promessa in caso di vittoria. Poi c'è anche una dedica speciale in queste ore anche di un artista veneto, trevigiano, Red Canzian, storico bassista dei Pooh, musicista e cantautore, felicissimo per la vittoria di Cortina, e che dice: mi piacerebbe scrivere una canzone per queste Olimpiadi. Sentiamolo. Sono strafelice, ieri ero in studio che stavo lavorando, ho letto la notizia, ho fatto un salto e sono caduto dalla sedia, perché è la sedia con le ruote. Felicissimo, ringrazio Luca Zaia per l'impegno che ci ha messo, il cuore che ci ha messo, tutto il Veneto. Abbiamo le montagne più belle del mondo, le Dolomiti, non potevamo non vincere. Chi ha queste montagne? Per cui sarà una gioia immensa, e io spero di esserci anche col mio lavoro, a scrivere qualcosa per questa iniziativa, perché c'è dentro tutto il mio cuore in questa vittoria del Veneto e dell'Italia. Spero che mi offrano l'occasione di farlo, io sono pronto. Se lei dovesse dedicare una canzone a queste Olimpiadi, quale sarebbe? Ma sai, canzoni da scegliere ce ne sarebbero tante, però di sicuro penso a un pezzo dei Queen, We Are the Champions, perché insomma siamo stati veramente dei campioni anche a portarle a casa queste Olimpiadi. La cronaca adesso: l'arresto di un ex pugile a Trieste nell'ambito di un'inchiesta sulle estorsioni dei clan camorristici. Estorsioni a danno di imprenditori professionisti, alcuni dei quali italiani, eseguite in Croazia ma pianificate in Italia, il tutto nel ruolo di picchiatore, forte del fisico corpulento, al fine di intimidire le vittime designate dal gruppo criminale di cui si vantava di appartenere, munito anche di delega a passare alle vie di fatto, se necessario. Ovidiu Bali, 44enne rumeno con un passato da pugile professionista, che lo ha visto anche sul ring in occasione delle Olimpiadi di Atlanta del 96, pregiudicato e recentemente occupato come buttafuori,
È stato raggiunto da una misura di custodia cautelare in carcere eseguita a Roma dalla Direzione Investigativa Antimafia di Trieste e dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Trieste e della Guardia di Finanza. La carcerazione di Bali segue quelle disposte a dicembre dell'anno scorso nell'ambito della medesima indagine che ha portato altre 7 persone alla detenzione. Controllato più volte con personaggi apicali della famiglia Spada di Ostia, Bali è stato identificato dagli investigatori che hanno poi mostrato le sue foto in visione alle vittime, venendo riconosciuto da ben 6 persone. Il boxer ha avuto l'incarico di convincere, se così possiamo dire, di fatto anche con il ricorso alla violenza, le vittime a rinunciare agli ingenti crediti da essi vantati nei confronti di Fabio Gaiatto, il trader accusato di aver organizzato la truffa milionaria della Venice Investment Group, inducendole anche a cedere a quest'ultimo beni mobili e immobili senza alcun corrispettivo, nonché a fare consistenti prestiti che poi avrebbero dovuto confluire sul conto di società del faccendiere di Portogruaro. Il metodo mafioso messo in atto era diretto a favorire gli interessi del clan camorristico dei Casalesi, come accertato dagli investigatori coordinati dal procuratore della Repubblica di Trieste Carlo Mastelloni e dal sostituto procuratore Massimo De Bortoli. Scandagliando gli ambienti della criminalità organizzata di stampo camorristico, era emerso che Gaiatto, attualmente in carcere, vestiti i panni abusivi di intermediario finanziario, aveva investito quasi 12 milioni di euro appartenenti però a gruppi criminali contigui ai Casalesi, con la complicità e lo strumentale utilizzo di diverse società con sedi in Croazia, Slovenia e Gran Bretagna. Commozione, lacrime per Marianna Sandonà questa mattina, i funerali a Grisignano di Zocco, nella chiesa di Grisignano di Zocco, per la donna uccisa a Montegaldella dall'ex compagno Luigi Segnini, che appunto è stato poi arrestato. Il funerale questa mattina, come dicevamo, molta commozione, molta gente ovviamente in paese per ricordare la donna uccisa l'8 giugno scorso a coltellate, tante le donne con la spilla anti-violenza. Il parroco, fra le altre cose, ha parlato appunto di questa tragedia, ma dicendo qui si fermano le indagini, oggi è il momento del silenzio, del rispetto, del ricordo di Marianna. Adesso pochi istanti di pubblicità, torniamo subito. Vicenza. Rieccoci in studio in diretta alla prima edizione del nostro telegiornale. Ripartiamo dalla cronaca e da Chioggia, dove c'è stato un maxi sequestro di prodotti ittici da parte della Guardia di Finanza. Ce lo racconta al telefono Filippo Fois. Filippo. Sì, buongiorno. Dunque più di 1 tonnellata di crostacei privi di tracciabilità, 1100 chilogrammi per l'esattezza, sono stati intercettati dalla Guardia di Finanza di Chioggia e sequestrati, saranno distrutti. Questa ingente partita di merce è stata scoperta durante un controllo notturno da parte della Guardia di Finanza. È stato fermato un furgone con targa greca che stava transitando sulla statale Romea. Alla guida del furgone c'era un cittadino greco che non è stato in grado di esibire la documentazione sulla tracciabilità dei prodotti che stava trasportando. Si trattava di granchi blu e gamberi molto ricercati ed apprezzati soprattutto nei ristoranti etnici. A quel punto i crostacei sono stati sottoposti a una visita sanitaria dell'ULSS di Chioggia, che ha constatato diverse criticità in merito ai profili igienico-sanitari. Le cassette erano sporche e aperte, c'era odore di ammoniaca, i bancali erano posizionati sulla merce che a quel punto è stata tutta sottoposta
a sequestro per essere, come abbiamo detto, successivamente avviata alla distruzione. Tra l'altro le spese della distruzione sono proprio a carico di chi la stava trasportando. Ricordiamo tra l'altro che dall'inizio di quest'anno la Guardia di Finanza di Chioggia ha compiuto 12 operazioni che hanno portato al sequestro di 3,5 tonnellate di pesce delle specie più varie, proprio per mancanza di informazioni sulla tracciabilità. Nella maggior parte dei casi i trasgressori sono aziende del nord Italia, a volte gestite da italiani e a volte da asiatici. Con questo per ora è tutto, vi restituiamo la linea. Grazie a Filippo Fois. È ripreso da poco il traffico ferroviario tra Verona e Milano, che ha subito per tutta la mattinata forti disagi per un incidente che ha visto una persona investita nel territorio del comune di Desenzano. Ad essere coinvolto il Frecciarossa 9710 Trieste-Torino con 258 passeggeri a bordo. Adesso a Padova, Corso Milano, con gli striscioni dei commercianti in protesta per la mancanza di parcheggi. 1000 posti alla Brandina, hanno tolto decine e decine di posti auto in Corso Milano. C'è l'idea malsana di togliere anche Piazza Insurrezione al parcheggio e non intendono fare un parcheggio alla Brandina. Striscioni neri a lutto, la lunga marcia di protesta dei commercianti del centro ha sfilato lungo Corso Milano, anche le vetrine dei negozi erano rivestite con drappi neri. Senza parcheggi, con la nuova viabilità, il centro muore, questo è il messaggio dei negozianti. C'è una parte di città, la stragrande maggioranza, che non vuole un centro morto, che non vuole un centro desertificato. Tutte le misure che si sono attuate fino adesso sono andate nella direzione opposta e quindi oggi credo che il messaggio arrivi forte e chiaro all'amministrazione, che deve assolutamente cambiare marcia. Armati di fischietti e megafoni hanno fatto sentire le loro voci, prima sotto le finestre di Palazzo Moroni, poi lungo le strade del centro, bloccando la viabilità per qualche minuto. Le richieste dei commercianti sono chiare: 1000 posti auto alla Brandina, bus elettrici al posto del tram e un tavolo di confronto sul futuro di Corso Milano, dove è in fase di sperimentazione la pista ciclabile, e su Via Dante, che potrebbe diventare zona traffico limitato e pedonale, possibilità che dividono le opinioni dei commercianti. Il centro ha bisogno di parcheggi grandi, di parcheggi capienti, come avviene in altre città d'Italia. Pensiamo a Verona, dove si può parcheggiare comodamente a 5 minuti da Piazza Bra. Questo non è ancora stato fatto, ci sono 200 posti auto alla Brandina che con l'apertura alle 8:30 è già totalmente esaurito, quindi non serve assolutamente a nulla. Abbiamo bisogno di circa 1000 posti auto, dopo andremo a discutere tutti assieme e ci siederemo sul tavolo per capire se ci sono modifiche della viabilità, ma in un secondo momento, non adesso. Al sindaco è stato consegnato un documento. Dal canto suo Giordani ha promesso di ascoltare gli esercenti di Corso Milano. Sono passati più di 4 anni dalla notte in cui sparò ai rapinatori, ma per Graziano Stacchio, il benzinaio di Ponte di Nanto, il ricordo è ancora doloroso, anche se con una consolazione. Dice: casi come il mio hanno contribuito alla riforma della legittima difesa. Il lato negativo è praticamente perché ancora vivo il ricordo, e anche perché passa il tempo ma te lo ricordano gli altri. Il lato positivo è che è cambiata la legge. La legge è quella sulla legittima difesa. Graziano Stacchio, già titolare di un distributore di carburante a Ponte di Nanto, probabilmente non si sarebbe mai aspettato di entrare in un dibattito parlamentare. Invece il suo caso ha contribuito ad accendere una riflessione, sfociata poi in una riforma legislativa. Sono passati più di 4 anni dalla drammatica sparatoria di quella sera di febbraio, quando un comando di 5 uomini assaltò la gioielleria di Roberto Zancan. Disfa la nuova legge e sotto quali aspetti? Mi soddisfa perché almeno è stato fatto qualcosa. Quello del risarcimento, togliere quello che si diceva e che è pensabile, era un'assicurazione, era come tutelare i delinquenti. Questo praticamente non c'è più, almeno lo sappiano, prima si sentivano tutelati. E sicuramente adesso devono pensarci di più, ecco, e poi un po' l'aumento delle pene
meno finirà questa ecatombe di entrare nelle case altrui di notte. Ha sempre tenuto un profilo molto basso Graziano Stacchio e non è stato facile quando il suo è diventato un caso mediatico, giudiziario e politico di livello nazionale. Oggi al posto della gioielleria di Zancana c'è un sushi bar, le luci della ribalta si sono affievolite, lui è rimasto lo stesso. Penso di aver fatto la mia parte, io non ho aspirazioni politiche e neanche non mi interessa, per carità, però diciamo come nonno, come padre e come nonno, per dare un futuro migliore in una società più giusta, io ho sempre creduto nella giustizia. E allora Piazzolla sul Brenta con la partenza finalmente per il piccolo Joe, destinazione Florida, l'11 luglio la prima operazione. Eccoci qua. Già, eccoci qua, pronti per fare le valigie e partire alla volta della Florida per il tanto atteso intervento alla gambina del nostro piccolo Joe. Ma America è al lavoro da giorni, tanta emozione, tanta trepidazione, tanta paura, ma soprattutto tanta speranza e tanta positività. Giovedì il volo. Tra 2 giorni partiamo e finalmente raggiungiamo il nostro sogno. Finalmente, anche se non siamo pronti, Giovanni avrà la sua gamba. Sicuramente la strada sarà dura, però ci saranno anche tanti momenti belli, sarà bello vedere comunque i progressi di Giovanni, sarà bello farveli conoscere perché comunque non vi libererete di noi, assolutamente continuerò ad aggiornarvi, per me sarà una cosa essenziale, cioè proprio ci tengo, voi ci avete seguito sempre, anche quando sembrava che non ci sarebbe stato un poi a questa cosa, invece non ci sarà solo un poi, ci sarà tutto il suo futuro. Sistemata anche la parte economica con il pagamento della prima tranche relativa al primo intervento, ci spiega Erika. Lunedì mattina sono andata in banca ad effettuare il bonifico di $270.000 pari a 237.000 euro per pagare il primo intervento di Giovanni, per cui quello è fatto. La coraggiosa mamma Erika tiene a rivolgersi a tutti voi telespettatori che avete reso possibile il sogno di questa famiglia di Piazzola, soprattutto di questo cucciolo che ha conquistato i cuori di tutti. Grazie a tutti quanti voi e infatti volevo proprio cogliere l'occasione per ringraziarvi ancora e ancora, perché ancora non mi sembra vero che grazie a tutti quanti voi ce la facciamo. Erika, mi ricordo era febbraio, quando siete venuti per lanciare questo appello attraverso le nostre telecamere, questo appello, questa richiesta disperata davvero per arrivare alla somma dei 400.000 euro in pochissimo, grazie alla generosità inaspettata. Sembrava impossibile, cioè io ho detto mi lancio, ho detto ci provo e ce l'abbiamo fatta. Infatti mi sembra impossibile che così in poco tempo ce l'abbiamo fatta, sicuramente non ce l'abbiamo fatta senza di voi. E toccante un ringraziamento speciale lanciato dall'inseparabile sorellina di Giovanni, Miriam, che ci racconta anche come si sta preparando a questa partenza. Anch'io ringrazio tutti quanti. Una cosa che non vuoi assolutamente lasciare a casa, ma che deve venire via con te in America. Busette della mia bambola. E intanto Erika, ancor prima di partire, sa già cosa farà quando tornerà a casa dalla Florida. Quando torneremo a casa faremo una grande festa in cui voglio vedervi tutti a festeggiare con noi. Tante persone però, forse troppe. Non importa, più siamo meglio è. Dopotutto è merito di tutte queste tantissime persone se siamo riusciti, per cui è giusto festeggiare tutti assieme. Siamo in chiusura, ore 13 fra pochissimo, è mercoledì, è la giornata in cui la CGIL è ospite dei nostri studi e quindi risponderà alle vostre domande. Si parla di invalidità pensionabile oggi con Gloria Geromel, responsabile area previdenza della CGIL, Valentina Dalle Feste, responsabile area tutela della salute e Veronica Gallina di Fillea CGIL. Questa sera invece a 20:10 avremo il linguista Michele Cortelazzo, docente dell'Università di Padova. E adesso le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. L'ondata di caldo africano è ufficialmente iniziata e anche se il picco del caldo sarà tra giovedì e venerdì, anche la giornata di mercoledì 26 giugno non sarà da meno.
Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto sarà ampiamente soleggiato su tutte le province e il cielo sarà sereno. Qualche velatura solamente sui rilievi, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Temperature minime tra 19 e 24 gradi, massime piuttosto calde, comprese, lo vedete, tra 31 e 36 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la situazione sarà simile con tanto sole ovunque. Il cielo si presenterà limpido, salvo per qualche nube in più, ma del tutto innocua sui monti dell'Udinese. Anche in questo caso le piogge risulteranno assenti. Temperature minime tra 22 e 24 gradi, massime oscillanti tra i 32 e i 34 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, dove sarà una splendida giornata all'insegna del sole. Il cielo risulterà al massimo poco nuvoloso su tutti i settori. Temperature minime tra 19 e 20 gradi, massime roventi addirittura fino a 37 gradi circa. Bene, dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.